Allora, rieccoci qui. Prima di dare la parola a Rosina, vediamo il contributo dei tagli che erano stati proposti da Cottarelli, così gli dà un ulteriore là. Matteo Renzi annuncia di voler evitare nuove tasse e lasciare ferma l'aliquota IVA. Forse qualche idea di Cottarelli potrebbe essergli utile. Se fossero i comuni virtuosi, cioè i più efficienti, a stabilire le risorse trasferite dallo Stato ai territori, il risparmio sarebbe di 2 miliardi, cioè almeno la metà di quanto rende l'odiata IMU sulla prima casa. Spegnere banalmente l'illuminazione pubblica e le luci degli uffici quando non necessarie farebbe risparmiare 300 milioni, praticamente il costo medio di 8.500 dipendenti pubblici. Gli stipendi per le forze dell'ordine costano allo Stato circa 17 miliardi all'anno, ma tra poliziotti ordinari, penitenziari, carabinieri, finanzieri e forestali il rapporto tra agenti e popolazione è tra i più alti d'Europa. Anche senza riorganizzazione, ma solo da un efficientamento dei corpi, si risparmierebbero 1,7 miliardi. Cottarelli disse che in teoria si potevano aggredire 16 miliardi di spese inutili, tra quanto versato ogni anno dallo Stato a imprese e famiglie. Ma nel calderone, in realtà, ci sono anche 12 miliardi per i disabili, elargiti ora senza prove di reddito. Eppure le richieste di assegno di accompagnamento e di riconoscimento degli invalidi civili, ciechi e sordomuti sono in forte aumento, numeri non giustificabili dall'andamento demografico e con una concentrazione squilibrata che suggerisce abusi specie al sud. Cottarelli suggerì 400 milioni di risparmio, semplicemente con prova del reddito e intensificazione dei controlli. Insomma, a Rosina la parola. Tenendo conto che tutti questi soldi risparmiati in un modo o nell'altro, poi le forze dell'ordine, al riordino delle forze dell'ordine, non a eliminarle per carità che già ce ne sono pochi, poveretti, per arrivare ai 4-5 miliardi dei dipendenti pubblici, dell'adeguamento, no, del blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici rimessi a regime, ci sarebbe una spesa di 4-5 miliardi. Alla luce di questa notizia molti ci avevano scritto dicendo disastro, disastro, si danno i soldi ai dipendenti pubblici, il privato invece langue, le aziende muoiono, eccetera. Questa è un po' la ratio del servizio. Prego. Sì. Vorrei ritornare solo un secondo sulla Regione Veneto, dove il nostro Presidente Luca Zaia ha già ridotto i costi della politica del 30%, ha ridotto il numero di consiglieri regionali da 50 a 60 e ha razionalizzato quelle che sono le spese della politica, cose che nella regione Veneto sono state fatte, nelle regioni amministrate dal PD, perché la gran parte sono del PD, non abbiamo visto tagli di questo genere. Quindi della politica si è fatto tanto, adesso si andranno a ridurre, a abolire i vitalizi, una volontà è già stata messa all'interno del programma di governo. Naturalmente chi veste il ruolo di opposizione, siede nelle sedi dell'opposizione, può decidere se votarla oppure meno, ma fanno parte dei progetti che noi abbiamo messo in atto, a differenza di altre regioni d'Italia che abbiamo visto che questi costi sono esosi, sono sparati in aria rispetto a quello che è il costo della politica della regione Veneto. Quindi credo sia necessario per la razionalizzazione dei costi della politica andare a fare i costi, applicare i costi standard anche alla politica. Se in una regione un consigliere guadagna 4.000-5.000 euro, in tutte le regioni d'Italia si dovrebbe fare così. Diversamente bisognerebbe istituire un federalismo spinto, allora ogni regione in base ai proprie finanze deciderà di pagare più o meno i propri consiglieri regionali. Ritornando a quello che era il servizio delle forze dell'ordine, sicuramente c'è la necessità di riorganizzare quelli che sono tutta l'organizzazione delle forze dell'ordine, soprattutto quelli che sono i vertici, perché parliamo sempre di politica, ma i costi che lo Stato affronta tutti gli anni sono anche dell'apparato burocratico, amministrativo, delle forze dell'ordine, dell'esercito. Siamo in infrazione rispetto all'Europa per troppe forze dell'ordine che sono che ci sono in Italia, forse perché però vanno innanzitutto valorizzati, perché chi agisce sul territorio e difende i nostri cittadini vanno valorizzati, gli vanno dati gli strumenti necessari per poter operare in maniera corretta, vanno difesi, lo Stato dovrebbe difenderli, non discreditarli, come abbiamo visto negli ultimi periodi con le varie inchieste che hanno coinvolto le forze dell'ordine, dopo aver difeso i nostri cittadini da incendi alle auto, incendi dei negozi e quant'altro.
però non voglio spostarmi dall'argomento principale. Se no deviamo completamente. Allora, per quanto riguarda la riduzione dei costi, sicuramente l'applicazione dei costi standard sui servizi sarebbe una maniera per dare una parità di trattamento ai dipendenti pubblici di tutta Italia, perché infatti quando parliamo dire un di discorso dipendenti generale, si parte comunque la spina nel fianco è sempre utile, quindi che una regione intanto si vada avanti è qualcosa di utile, perché certo, come l'ha fatto un consigliere in un consiglio, lo fa una regione tra 20, insomma qualcosa può sortire, si spera, insomma. Sì, 5 Stelle hanno fatto nel loro piccolo, qualcosina pian pianino forse. Perché quando vedo comuni qui al nord dove lavoro anch'io, che ci sono 3 o 4 dipendenti e al sud un pari comune ha 50 dipendenti, credo che i dipendenti dei nostri comuni, e parlo del nord in principal modo, siano persone che danno comunque un servizio ai cittadini, impiegando molto più tempo e disponibilità anche proprio personale, perché certo, il rapporto 5 a 50, capite bene che su una fabbrica dove si producono materiali, dove si è in 50 e si produce lo stesso materiale, si lavora molto meno rispetto a dove ci sono 5 dipendenti. Chiarissimo. Dopo le do la parola, Pozzato, quindi vediamo un po'. Lenti puntate nei confronti dei dipendenti pubblici, quando si parla di pubblico impiego, di politica eccetera, tutti si ergono. Nella Regione Veneto in particolare, perché lo sapete, cioè tra partite IVA e dipendenti del privato è sentita questa cosa e il sindacato molte volte si è erto a difesa del pubblico impiego. Certo che si erge a difesa del pubblico impiego quando l'accusa è generica, quando rischia di essere un giudizio populista più che un'analisi di merito, approfondendo di che cosa si sta parlando. Perché se noi la vediamo dal punto di vista è un dipendente pubblico, no? È uno statale, sembra che c'è una nomea negativa che accompagna queste affermazioni. Se invece diciamo, guardiamo queste persone quando portiamo i nostri figli a scuola e incontriamo i maestri e i professori, quando andiamo in ospedale e troviamo gli infermieri, gli operatori sociosanitari, i tecnici di riabilitazione, quando a domicilio vengono loro ad aiutarci, nelle case di riposo, i vigili del fuoco, la polizia municipale quando fa il suo servizio, abbiamo parlato prima dei corpi di polizia, insomma della difesa, di tutto il sistema pubblico che è un'infinità di professioni. Ce ne sono 584 nel nostro paese, di professioni, quindi 3.300.000 persone, professionisti, sono professionisti con una tipologia di quasi 600 professioni, che è un'infinità, solo pensare a numerarle, e sono quelle che dalla mattina alla sera aiutano ogni normale cittadino nel suo bisogno di fruizione di servizi. Messa da questo punto di vista, allora uno dà al pubblico dipendente una valenza diversa, e quindi dico anche a ogni telespettatore, pensi a come lui fruisce dei servizi pubblici, a chi chiede, che qualità riceve. E quindi questo per dire che bisogna andare nel concreto, cioè quindi il giudizio leggero noi lo contrastiamo fortemente. Siamo piuttosto del parere di affrontiamo nel merito, se ci sono problemi, trasparenza, quindi ricchezza di informazioni, disponibilità al confronto, e se ci sono problemi vengano posti. E nel confronto si va a cercare la soluzione, perché il sindacato che tutela i dipendenti pubblici non lo fa in maniera difensiva solo per partito preso, lo fa perché da tempo, anche da prima di questi ultimi anni in cui c'è un'area quasi vessatoria, ha sempre puntato sulla riorganizzazione del sistema pubblico, si è sempre speso per questo, ha sempre sostenuto le norme che aprivano al sistema anche contrattualistico, privatistico, ha sempre dato la disponibilità a sistemi di misurazione della performance
nell'attività di ognuno, però all'interno dei confronti con la parte datoriale, cioè politici, amministratori, pensando che tutti possano riuscire a entrare nel merito. Siccome è difficile farlo, perché serve una disponibilità che ancora non c'è, e faccio solo questo esempio, si parla dei vitalizi e adesso si sta parlando di queste timide conquiste. Il problema nostro è che sono 20 anni, non dico neanche 30, stiamo sugli ultimi 20, che non c'è stata una pressione da dentro tale per cui ci sia stata la volontà di cambiare qualcosa. Vogliamo parlare da 50 anni, prendiamo anche famosi politici importanti, hanno sempre preso vitalizi, indennità, cioè la media oggi di 15-20 mila euro al mese, senza mai dire nulla. E tutti questi anni hanno fatto sì che si spendessero talmente tanti soldi, che ci fosse omertà su questo, che non ci fosse la libertà di parlare di questo, che è solo un esempio. Questo esempio, moltiplicato in tantissimi altri esempi, ha portato a una cultura diffusa, a un pensiero medio diffuso, a una conquista della funzione di amministrazione pubblica che quando non ha incrociato una persona retta, rigorosa, eticamente, moralmente capace di profonda giustizia personale, ha generato quello che poi vediamo anche nelle esagerazioni degli appalti sugli appalti, e fin dove arriva il rivolo della spesa pubblica che se ne va. Cottarelli ha avuto il coraggio, che tirino fuori le carte di Cottarelli, ha avuto il coraggio di fare un approfondimento, che anche come sindacato ogni tanto abbiamo sempre fatto queste robe, e quello che ha scritto, a cominciare da 33.000 centri di potestà di acquisto in questo paese che si possono ridurre a 1.000 e tanti altri esempi. 33.000 sono numeri da spavento, non sta nei cieli. Allora, che si tirano fuori le carte, io non ho problemi, sono tutte il problema è che non viene fatto, sono tutte fasulle. Bene, si studi, si esaminino, si veda, si provi che sono fasulle, ma se non sono fasulle pongono delle questioni che sono terribili. Perché? Perché anche per un giorno che non sono affrontate significa mangiarci sopra in questo paese e quindi danneggiare il futuro dei giovani, perché alla fine poi si arriva lì, o i servizi pubblici di assistenza alle persone che ne hanno bisogno, non autosufficienti, perché poi c'è sempre, se si spende da un pezzo, non si spende nell'altro. Torniamo su questo tema, voglio passare la palla anche a lei, perché ha accennato giustamente il collega, fare una riforma del sistema pubblico, e ha parlato di merito comunque, in qualche modo. Questo la scuola è stata la prima attuazione che è stata realizzata, però adesso sentiremo anche cosa ne pensate, perché la cosa di dominio pubblico riguarda tutti, anche gli altri ospiti. Vi ha visto contrari e l'esito non sembra dei più felici. Il merito è stato preso in considerazione, come è stato preso in considerazione, però è stato dato in mano a una forma dirigenziale che comunque è il preside, e questo non è piaciuto molto. E poi non si è rivista veramente una riforma che doveva guardare più il merito contenutistico dell'insegnamento che non alcune modalità. Che cosa è successo, e poi l'epilogo come lo giudicate, come lo può giudicare una Lega anziché il PD, perché è stata una questione messa in politica, insomma, alla fin fine, con la fiducia. Ma è stata messa in politica perché, soprattutto nella parte finale, quella di questi ultimi giorni, perché si è approvata una riforma della scuola, una nuova idea di scuola, basandosi sulla questione di fiducia basata sul maxi emendamento. Ma non è una nuova scuola, però, no, la scuola di prima... la loro idea era di un progetto nuovo di scuola, ma non si vede nessun progetto nuovo di scuola. Noi sfattiamo un po' quella che è la percezione comune che nella scuola non ci sia un percorso di valutazione. Allora, il percorso di valutazione nella scuola è un percorso abbastanza complesso, perché io devo arrivare ad una serie di tasselli che mettono insieme e che mi portano a capire a livello di singola scuola quali sono le problematiche, le criticità e come devo intervenire. Si è partiti con l'Invalsi, che è un sistema di certificazione degli apprendimenti
che si è basato sulle rilevazioni OCSE europee, quindi testate certificate. Ormai le rilevazioni degli apprendimenti italiani si attestano, differentemente dagli anni passati, sul modello europeo. Quindi quello che esce dalle nostre certificazioni è compatibile con un'idea di scuola europea. Subito dopo il percorso si sviluppava in 3 step. Il secondo era la valutazione d'istituto, il famoso RAV. In queste scuole, in questo momento, le scuole stanno predisponendo e mettendo a punto un sistema di rapporto sull'autovalutazione a rispetto degli obiettivi che sono sia nazionali che di singola scuola, che io devo raggiungere, qual è il percorso che ho fatto finora e come all'interno di questo percorso devo mettere in piedi tutte le correttive. Ma è utile questo? È certo che è utile, perché e la questo scuola rientra è un nella sistema riforma complesso, formato da collegialità. In classe non ci va un docente, in classe ci vanno 5, 6, 7 docenti. La programmazione e l'offerta didattica della scuola, quello che viene proposto ai nostri ragazzi come insegnamento, è frutto di un'elaborazione didattica, di un progetto, frutto di programmi che devono raggiungere alcuni obiettivi e io devo capire rispetto a quegli obiettivi cosa sto perdendo, cosa devo recuperare e come lo devo fare. Questo percorso doveva finire quest'anno per poi arrivare alla terza fase, che era la più delicata, ma indispensabile per poter procedere a un sistema di valutazione, un percorso di valutazione della dirigenza scolastica, perché fino a che la dirigenza scolastica non risponde della propria attività, delle proprie scelte, com'è possibile che io possa mettere in piedi una valutazione anche del singolo? La performance non può essere del singolo, non può essere che la conseguenza della valutazione di un dirigente che deve rispondere di tutta la valutazione. E questo era oggetto della riforma? No, questo era oggetto di un percorso prima della riforma, che dopo la riforma che salta completamente. Cosa dice la riforma? Dice la scuola italiana ha delle problematiche che vengono evidenziate, non tiene conto per esempio che ci sono due velocità, c'è la scuola del nord che è una scuola molto vicina ai livelli europei, anzi la scuola veneta è di eccellenza. Ecco, e da questo punto di vista cosa fa? Secondo noi il principio ispiratore del governo, al quale noi abbiamo sempre contestato, manca un principio ispiratore, noi non abbiamo ancora capito nella loro testa cosa significa un sistema di formazione, di istruzione, di cultura. Non traspare nella scuola in nessun momento. Quindi quello che deve essere il nucleo... Ma l'idea che la stessa relatrice Puglisi ha spesso esplicitato negli incontri che abbiamo fatto è questo: la scuola italiana finora non ha funzionato perché il dirigente scolastico non aveva abbastanza poteri e quindi questa limitazione ha fatto sì che il risultato sia stato questo. Voi potete capire che quando il principio ispiratore è questo, come si può raggiungere un risultato? Zanetti, poi andiamo in pubblicità. Io sorrido perché la vedo un po' più... Questo è un tratto saliente che dimostra che alla politica manca una cosa, e non a questa politica intesa quella di chi amministra e governa. Manca un indirizzo e manca la cultura, manca il sapere. Allora la scuola è il luogo dove nasce il sapere. Okay? Allora a me viene persino l'idea che se demoliscono anche la scuola, che vorrei ricordare, la scuola italiana, l'elementare e la scuola secondaria è stata fino a 15 anni fa esempio nel mondo, cioè venivano qua a studiare, okay? E venivano copiati i nostri modelli. Che succede che a un certo punto la scuola non va più bene? Perché? Perché se io in quella scuola non insegno più, non instillo più la capacità critica e di pensiero, ho raggiunto un grande obiettivo. Tutto quello che produco mass mediaticamente non ha l'elemento di confronto e di criticità, quindi me lo bevo e quindi posso raccontare a tutti che gli asini volano e da domani mattina tutti sono persuasi che gli asini volano. Possono raccontare che il pubblico impiego è un coacervo di nulla facenti e tutti pensano che siano nulla facenti e avanti di questo seguito, perché manca il principio ispiratore che è il sapere e il governo non ha nessun profilo culturale per indicare una scuola che sia in grado di superare le difficoltà che ha. Ma le difficoltà, ricordava, io condivido moltissimo quello che ha detto poco fa la collega, il problema è che non manca solo la cornice, manca l'interno del quadro sul quale si vuole andare. La scuola è trasmissione, è la cinghia di trasmissione del sapere, subito dopo la famiglia, che è l'altro stato nascente di una società. Quando disgreghi l'una e disgreghi l'altra, il prodotto finale è una società che è piena di disuguaglianze. Il vostro titolo è preciso, puntuale. L'OCAP, che è, voglio dire, fa riferimento alla Bocconi, la settimana scorsa ha pubblicato dei dati
e la Bocconi, voglio dire, no, non è che è molto delicata con i pubblici dipendenti, eppure dà un tracciato di come hanno demolito l'istituzione scolastica, di come hanno demolito le istituzioni che dovrebbero garantire l'eguaglianza all'interno di questo paese, e quindi un pezzo alla volta stanno smontando lo Stato. Ecco, ha toccato il cuore da questa. Adesso un pezzo alla volta lo smontano, con l'obiettivo, e chiudo, con l'obiettivo non di farlo funzionare meglio, perché già non funziona, lo smonto, lo pulisco e lo rimonto meglio. No, l'obiettivo è che in questa fase, negli ultimi 10 anni, dice l'Istat, è avvenuto il più grande trasferimento di ricchezza dal ceto medio al ceto ricco. Cioè, capisce? Ma infatti fa parte delle enormi sperequazioni. Allora, do la parola anche a Marotta, dopo naturalmente anche al vicepresidente della provincia che è chiamato in causa, rappresenta anche il PD, per cui deve prendersi anche questa incombenza. Pochi secondi di pubblicità.